Allora, in che il 15 settembre del 2017 e la seconda giornata del dialetto milanese e mi sono qui per me nella piazza del Palazzo Lombardia perché la regione la fa questa iniziativa, come vedi, è proprio apprezzata dalla popolazione di mettere in sci a Roda Libera i canzoni dell'anni Svampa che purtroppo è morto il 26 di agosto. Sì, era il 26 e allora me che sono un gran stimatore del Svampa sono venuto qui a sentire che canzone che era. Per esempio questa canzone qui la mi piace tanto e basta. E allora sono qui un momento per vedere se trovi qualcos'altro da vedere, perché c'è tante iniziative in giro. Questa qui era curta. E niente, insomma, era un po' che facevi un video e adesso mi fa. Speri che si senta quel che sono 3D perché la canzone qui è proprio una delle mie preferite della tradizione lombarda, che è il povero Luisino, e lui la canta proprio bene, il povero Svampa, che mi spiace che è morto. Ma mi pensi che se si ha un insegnamento del Svampa è che se ha di andare a parlare milanese, se ha di andare a parlare lombardo, ed è quel che provi mi a fare, e anche se spesso che la no perché si vergogni, perché pensi che le minga al momento, le minga al caso, però insomma se qualcuno d'altro per darmi una mano mi sono contento. Allora adesso vi saluti, finisci di ascoltare la canzone perché è proprio bella e poi ci appisso sulla bicicletta e vado un'altra banda. Ciao a tutti, mi raccomando, parli se vuoi fare è il lombardo, è il milanese. Ciao!